Le innovazioni in campo epatologico non riguardano solo l'epatite C, ma ci sarà nell'ambito di questo congresso un'importante sessione sulla cura dei tumori del fegato, anche qui molte novità. Il tumore del fegato è un tumore con un'incidenza in progressivo aumento, con un'elevata mortalità, e quindi anche in questo ambito si aspettano delle cure che portino a un aumento della sopravvivenza. Un altro spazio importante in questo congresso verrà dato alle malattie correlate al diabete e all'obesità. Il fegato in queste condizioni tende ad avere delle alterazioni che vanno dalla semplice statosi, ma che in alcuni casi possono arrivare anche alla cirrosi, e quindi anche in questo settore le conoscenze che sono state raggiunte in questi ultimi anni hanno permesso di individuare i fattori di rischio e di attuare delle strategie che tengano a limitare questa epidemia, che è un grossissimo problema di tipo sanitario, di economia sanitaria. Lo è oggi e lo sarà ancora di più nei prossimi anni. Infine, nell'ultima sessione, quella sulla cirrosi epatica, su tutte le complicanze della cirrosi epatica, la gestione di questi pazienti è diventata sempre più complessa, articolata, multidisciplinare, e quindi anche nell'ambito di questa sessione si discuterà come poter intervenire nei pazienti con malattia epatica scompensata e come permettere di poter allungare la loro sopravvivenza e magari consentire così di portarli al trapianto di fegato, che sicuramente in questi pazienti con malattia così avanzata resta l'unica risorsa oggi disponibile per impedire la morte del paziente.